Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno e ben ritrovate a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da parte di Claudia. E anche a tutte le telespettatrici e telespettatori di Veneto Globe da parte di Karen. Buongiorno, eccoci qua di nuovo a Bianco, Rosso. E oggi abbiamo una puntata interessantissima per voi, bisogna prestare un po' di attenzione perché sono tanti argomenti interessanti. È ricca di contenuto oggi, veramente. Non so se avete presente che nelle ultime puntate vi avevamo parlato di abbinamenti particolari, con dei vini magari non proprio canonici, come dire, avevamo anche accennato a qualcosa di un po' distante da noi, non è vero, Karen? Certo, ci siamo lasciati con il famoso abbinamento tragico con il cioccolato. Tragico, insomma, alla fine è sempre una pietanza, un dolce che ci fa tanto piacere, quindi giustamente bisogna dargli la perfetta combinazione. Ma abbiamo capito che non possiamo accontentarci di un vino qualunque, bisogna andare un pochino su, vista la sua persistenza, soprattutto con il tenore alcolico. Ahimè, ma ci vuole. Assolutamente, ma più che su, io direi oggi andiamo un po' verso il caldo, verso quelle regioni calde, quei paesi un po' più caldi rispetto alla nostra zona, non è vero? Quindi di che cosa parliamo, Claudia? Oggi parliamo di vini liquorosi. Wow, di vini liquorosi. E due in particolar modo, e poi questo è un primo step, una prima infarinatura. E quindi vino liquoroso, perché vino liquoroso? Perché ha un procedimento molto particolare, viene fatta sicuramente una vinificazione e poi vedremo pian piano come gli affinamenti e l'invecchiamento possono mutare i sentori, soprattutto al naso e alla bocca di questo vino, oltre a un tenore alcolico appunto importante. Quindi prima di parlare di vini liquorosi partiamo con una parola nuova. La parola nuova del giorno. Sì, proprio facile. C'è mancata. Non è francese né inglese, è italiana proprio. Mistella o sifone, ma non so tu, io preferisco mistella perché sifone mi fa più cucina di solito. Mistella. Sì. Allora, partiamo da questo che è uno degli ingredienti importanti, fondamentali, non sempre si utilizza, però la maggior parte delle volte per fare proprio i vini liquorosi, ed è intanto una mescola, un insieme di più cose, di più ingredienti, anche quindi un ingrediente che è fatto da altri ingredienti, e in particolar modo da mosto d'uva, che può essere fermentato un pochino oppure un po' per niente, insomma, quindi particolarmente dolce. E come mai non è del tutto fermentato? Perché viene addizionato di una base alcolica, che può essere alcol, che può essere acquavite, che può essere brandy, insomma alcol fondamentalmente. Esattamente. La cosa importante è che questa mistura non è più fermentescibile, quindi è dolce, è alcolica, ma finita lì è stabile. E io adesso mi chiedo, e perché deve essere stabile? Certo, e perché è uno stabilizzante anche. E allora questi vini hanno una storia molto molto particolare, lunga soprattutto. Ritorniamo a quelle che erano le caravelle, i viaggi in mare, non si parla più di aereo come da noi, che per spostarsi una giornata fa il giro del mondo. Insomma, una volta, appunto, secoli addietro, ci si spostava per mare, come già vi abbiamo accennato in alcune puntate precedenti, e per portarsi dietro i viveri e quello che era soprattutto il vino. Aveva sete anche. Esatto, si aveva sete. Cosa si faceva? Si prendevano le botti e si aggiungeva appunto questa parte di liquore, mistella, che bloccasse in una certa maniera la fermentazione dei vini da portar via, perché si evitasse quindi di farli diventare, che ne so, aceto ad esempio, perché insomma non c'erano sicuramente i vani frigo nelle navi dell'epoca, quindi il vino per mare era in balia non solo delle onde ma anche di tutti quei cambiamenti climatici. Doveva durare. Esatto, e quindi i nostri vini di oggi sono dei
vini che hanno una storia molto 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 lunga. Bene, e quindi direi che possiamo cominciare a parlarne, entrare un po' nel vivo di questi vini, che in un certo senso ogni tanto vengono un po' bistrattati, non vengono considerati come dei vini veri e propri, come seconda categoria. Invece c'è un processo sia di vinificazione sia poi di invecchiamento molto particolare che insomma noi vi diamo un'infarinatura, poi vi invitiamo ad andare ad approfondire, non trattateli male, non sconsiderateli, sono veramente delle piccole perle. E intanto ce ne sono di diverse categorie che si possono distinguere a seconda del metodo di invecchiamento, per esempio botte grande, botte piccola, oppure se sono dolci o secchi, a seconda che la fermentazione venga stoppata all'inizio, a metà, alla fine. Comunque sono tutti particolarmente alcolici. Sì, diciamo che appunto il tenore alcolico si aggira tra il 15 e il 20% di volume. Il vino tendenzialmente da cui si parte per aggiungere queste mistelle, questi additivi, chiamiamoli così, anche passatemi la parola, ma per capirci tra di noi, appunto è un vino che deve avere tendenzialmente un tenore alcolico del 12%, quindi sono dei vini già di per sé abbastanza robusti, come dire. Sì. Questo per dire insomma che non è necessario che un vino di così elevato tenore alcolico sia dolce, infatti oggi vedremo anche qualcosa di particolare. Sì, e sono dei vini che tendenzialmente vengono anche usati molto spesso in cucina, e quindi dai, partiamo dal primo, che sicuramente un po' più vicino a noi, che è comunque un vanto del nostro paese, che è il Marsala. Eccolo qua. Il primo è una delle DOC anche più vecchie che abbiamo in Sicilia. Si aggira intorno al 1984 la nascita della DOC, della denominazione, ed è appunto un vino che ha come base, diciamo, Trapani come sede, e arriva da quello che è il trasporto che gli inglesi facevano attraverso le navi del nostro vino, che appunto avevano aggiunto queste mistelle per portarselo dietro, e che si sono innamorati e che hanno dato questa grande popolarità a quesro vino, che alla fine del secolo del Settecento era una dei principali prodotti commerciati al sud, e quindi approfondiamo un attimo. Sì, poi vedrete che in questi vini una cosa che li accomuna effettivamente sono anche delle denominazioni di origine inglese. Fino adesso abbiamo parlato in francese, invece ci sono delle categorie che vengono definite con nomi inglesi, però per il Marsala no, per il Marsala tutto italiano oggi, perché altrimenti diventa difficile. Allora, ci sono varie categorie. Intanto i Marsala, che magari si usano comunemente in cucina per fare lo zabaione, eccetera, possono essere invecchiati anche pochi anni, forse 1-2 anni, quindi possiamo parlare, se voi guardate nell'etichetta, spesso e volentieri trovate la denominazione fino, quindi quella è proprio la base, quindi da quello poi si passa veramente a alti gradi di invecchiamento, però partiamo dalla base. Intanto ci possono essere delle categorie diverse anche a seconda delle uve che vengono impiegate. Sì, tendenzialmente stiamo parlando di vinificazione in bianco, però c'è una categoria particolare, la cosiddetta Rubino, che ha una vinificazione un po' particolare. C'è il famoso Nerello mascalese, il Pignatello, esatto, però anche in questa categoria ci sono un po' delle uve bianche che fanno veramente da padrone del Marsala, in particolare il Grillo, il Catarratto, poi c'è l'Insolia, il Damaschino, ma il Catarratto e il Grillo sono veramente importanti. Sai, col Catarratto si fa quel mosto cotto famoso che, essendo appunto bello concentrato, va ad essere aggiunto poi al mosto in fermentazione che dà il nostro Marsala Ambra. Ecco perché è così di questo colore scuro, perché ci viene aggiunto del mosto cotto, lo zucchero cotto, quindi appunto. E da qui si dice anche che il Marsala appunto è un vino conciato, proprio perché l'aggiunta di mosto cotto, acquavite o altro, insomma, fa sì che il vino sia conciato proprio per le feste. Sì, esatto. Invece la mistella di solito si fa con il Grillo, però qua non aggiungiamo troppe cose, non troppi grilli per la testa, appunto. Però passiamo invece alla cosa interessante, che è la metodologia di invecchiamento. Intanto comunque di Marsala ne possiamo avere
può essere secco, semiseco, dolce, eccetera, però la cosa più importante, guardate le categorie, perché se avete il fine, superiore riserva, eccetera, vuol dire che il vostro marsala è invecchiato per una quantità di anni veramente diversa. E in particolare c'è una categoria molto interessante proprio per la metodologia di invecchiamento, che tra l'altro è secca, cioè ti immagini? Esatto. Il marsala proprio secco. Inizio ed già è a salivare. vergine. Ma cosa Oh vuol là là. dire? Che non si può conciare, quindi non lo si concia. Non c'è aggiunta. Aggiungiamo solo l'alcol alla fine della Esatto. fermentazione e questo si può chiamare vergine o soleras. Esatto, perché? Perché viene invecchiato con un metodo che arriva dalla Spagna e questo metodo prevede una piramide di botti dalle quali, diciamo, in cima ci sono quelle più giovani che contengono il vino più giovane e man mano a cascata quelle che contengono il vino più vecchio. Cosa succede? Che con l'invecchiamento, oltre al fatto che si imbottiglia, perché comunque appunto certo, l'invecchiamento, passano gli anni, si decide il prodotto da mettere sul mercato, quindi si scolmano le botti pian pianino per imbottigliare e mettere sul mercato e le si riempiono con il vino nuovo. Quindi diciamo ci sono vari piani e vari livelli da cui a cascata cade, diciamo, il vino, oltre appunto alla parte che se ne va con gli angeli dovuta all'evaporazione dell'alcol e del contenuto che appunto le botti solitamente, come sappiamo, del resto producono. Il nostro classico sentore di ossidazione, anche magari da voi cari amici, verrà sempre accomunato proprio per una memoria olfattiva al marsala, ma semplicemente perché l'ossidazione lo caratterizza in modo importante. Esatto. E allora in queste botti scolme comunque è sempre molto molto difficile ricadere e ritrovare l'annata, quindi non si parlerà mai di millesimo, perché si può avere all'interno di queste botti anche vino vecchio 100 anni, perché no? E quindi insomma è un metodo molto molto affascinante che produce dei sentori unici e al naso e alla bocca. Certo, e non è usato solo lì, non è vero? Solera e criadera e le scalas, e quindi avete già capito dove stiamo andando. La nave dove è dirotta? Bisogna andare in Spagna, però sempre al sud siamo. Sempre solo al sud. Un amore spassionato anche per i nostri amici del meridione, non solo dell'Italia, però anche di un'altra nazione come la Spagna. Spagna. E quindi? Dove siamo? Dove siamo? Andalusia. Andalusia, Jerez della frontiera. Quando si parla di sherry, in realtà gli inglesi ci mettono sempre lo zampino, perché non sarebbe proprio sherry e Jerez, quindi mi raccomando. Adesso metto anche un po' di spagnolo, che adesso metti il francese, ecco, io non sono molto ferrata, però. Ecco, perfetto. Non parliamo di liquore di ciliegie. Assolutamente no, per favore. Quindi è un vino molto complesso in questo caso, di cui la maggior parte dei vini liquorosi, lo capiremo adesso molto velocemente, perché si potrebbe parlare ore e ore di sherry, di Jerez, è secco. Quindi immaginatevi anche a volte vino utilizzato come aperitivo con anche... gradazioni importanti. Ma fa caldo in Andalusia, quindi l'alcol in realtà mantiene la temperatura. Ma è anche meglio qualcosa di secco, diciamo, piuttosto che di troppo dolce. E in ogni caso questo vino è appunto nato anzi in Italia, quello che è il metodo Soleras che vi abbiamo appena descritto, e l'uva impiegata è il Pedro Jiménez, una delle principali. Poi c'è il Palomino, il Moscatel. Esatto, è una delle principali ed è appunto autoctona dell'Andalusia. Questo particolare vino liquoroso viene appunto fatto invecchiare, come si diceva per il marsala, in queste botti scolme, ma all'interno di queste botti si va a creare qualcosa di veramente molto particolare, che è il flor. La flor o il flor? Non si sa, la flor, forse è meglio la flor. Sì, vabbè, è il mio problema questo, lo vedo maschio. Insomma, si fa lievito che si forma su questa superficie del vino che evita
in un certo senso che ci siano eccessivi scambi, anche ossidativi, ma un pochino ci devono essere. Quindi lì praticamente li filtra. si crea questa sorta di strato sulla superficie a contatto con l'aria che opacizza un po' il tutto e isola dall'aria, dalla luce, il contenuto che ci sta sotto. E cosa succede? Che fino a 15 gradi alcolici il vino è protetto e quindi si ha una specie, una tipologia di sherry. Oltre i 17, siccome sappiamo tutti che i lieviti fanno fatica con l'alcol a lavorare, a fermentare. Esattamente, questo strato si rompe e cosa succede? Continua l'invecchiamento con un'ossidazione un pochino più spinta, un pochino diciamo più accelerata, e le tipologie di sherry acquisiranno sia poi in struttura che in aromaticità, ovviamente intensità nel colore, intensità al esatto. naso e quindi anche in bocca. Quindi 15 fino 17 oloroso e poi tutte le varie categorie molto secchi, però ci sono anche delle categorie dove vengono aggiunti o di mosto o di succo dolce eccetera, i famosi cream, vedete anche qui nomi inglesi, e poi c'è il famosissimo Pedro Ximénez che è dolce, sì, è tanto dolce, è proprio, lo vedi quando viene versato nel bicchiere che ha questa consistenza e già. fa capire il suo carattere. Certo. E qui si parla di appassimento, vendemmie tardive, esatto, quindi esatto. Dolcezza, insomma, anche loro un pochino di dolcezza ci vuole. I vini liquorosi, ecco. c'è questo, insomma. Per cui, ecco, non facciamo analisi organolettiche oggi, no, Claudia, abbiamo già ve le dato tante lasciamo. Informazioni, sicuramente non, ecco, datevi alla sera, magari prima di andare a dormire, un po' di è quel vino che un vino da tranquillizza. meditazione, eccetera. Cominciate ad assaggiare questi vini fortificati o liquorosi e noi ci vediamo alla prossima puntata per continuare il nostro racconto. Tu fateci un attimino il naso su questo bicchiere. Piano, Claudia, piano, piano, promesso. Cincine, Ciao. alla prossima, ciao. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.